dal punto di vista tecnico a volte soffriamo un po' perché insomma l'audio era quello di fondo, noi da tecnici avremmo messo un microfono a clip, avremmo fatto una cosa, invece va bene così, perché giustamente le testimonianze della ricerca sono alte. Dunque adesso proseguiamo con il nostro interessante viaggio per una migliore conoscenza e attenzione su quello che si svolge nel nostro territorio, nel nostro mondo, insomma. Quindi un'altra testimonianza importante è quella che vedremo adesso con Matteo. Matteo Azzeni è attualmente colui che guida questo sodalizio dedicato a Fedora Puzzo e quindi con lui entreremo intanto nella dinamica dell'esperienza, del gruppo, dell'associazione, si come dire, incrocerà ancora una volta con l'amicizia col gruppo di San Rocco, il gruppo Santa Vittoria, e credo però che con lui possano emergere una serie di aspetti legati non soltanto all'apparato vestimentario ma anche a tutto quello che è la vita delle associazioni, cioè quella di riportare alla luce tutta una serie di aspetti, usanze, moduli e naturalmente il ballo. Abbiamo visto quante volte anche nelle ricerche sul campo è stato citato il ballo, quanto ci tenessero anche qui a San Rocco, così come tutta la Sardegna a praticare il ballo. Era il momento più alto, più importante per quanto riguarda l'aggregazione sociale nella società tradizionale sarda. Era talmente sviluppato che credo che tutto il territorio abbia da sempre segnato il proprio calendario con i momenti di festa legati al ballo. Gli uomini si quotavano nel passato per organizzare queste feste di ballo ed era testimoniato un po' ovunque, addirittura nei monumenti più importanti, quelli religiosi. Io penso certo all'architrave della pietra in pietra della chiesa di San Pietro di Zuri, che è stata consacrata nel 1291, e già anche lì si riporta una figura di uomini e donne con le braccia attese in un atteggiamento del ballo. Subito dopo nel 1500 c'è quella di San Marchisio di Bolotana, tutte le tavole della Marmore, dipinti del Marghinotti, gli acquerelli di Simone Manca di Mores. Insomma, la Sardegna ha parlato molto del ballo, di questo momento, che ripeto non era soltanto ludico ma segnava tutta una serie di attività, di comportamenti, di ruoli della società. Era una sorta di assise dove il linguaggio non era più quello verbale, non c'era come dire, una comunicazione lessicale, ma il linguaggio apparteneva al corpo. Essere dentro il cerchio voleva significare in quel momento essere protagonisti della propria comunità, e attraverso tutta una serie di movimenti, micropassi, figure che sono così complessi. Ecco perché poi arriveremo al discorso che si sta facendo ora con l'associazione Fedora Puzzo sul ballo popolare, che si sta cercando di recuperare con la stessa onestà che ci si rivolge all'abbigliamento popolare, anche quella della pratica del ballo. Oggi noi vediamo molti balli rappresentati nei palcoscenici per le feste, che sono anche molto spettacolari, anche molto belli, perfettamente sincronizzati nei passaggi, nei movimenti, nelle figure, ma certamente sono spesso frutto dell'abilità di un direttore del gruppo folclorico. Quindi c'è questo passaggio che non è poi così sottile dalla coreutica, cioè l'arte della danza popolare, quindi il patrimonio della danza popolare, dalla coreutica alla coreografia, che è ben altra cosa, è uno sviluppo artistico, è una creatività, è un arricchimento che rende più spettacolare certamente il ballo, tutti i tipi di balli, compreso anche quello popolare. Però ecco, all'interno dell'associazione Fedora Puzzo si è fatto un lavoro di recupero importante, cioè ci si è sottratti a quelle famose sirene, quel richiamo della spettacolarizzazione che rende anche forse più commerciale il gruppo, perché se tu fai il ballo dove sollevi la gonna, fai dare lo schiaffo, fai tutte queste cose, fa tanto spettacolo e magari ti chiamano di più per fare le serate. Ecco, loro fortunatamente non hanno ceduto al richiamo di queste sirene, ma hanno, come dire, seguito una strada che è diversa, ed è quella della riproposizione del ballo, dove la spettacolarizzazione e la dismotricità, cioè dove il corpo si divide nettamente in due parti,
la parte inferiore del corpo, dalle anche, dalle gambe, le caviglie, i piedi, assumono una azione iperdinamica, quindi tutta una serie di passi, vibrazioni, micromovimenti, e poi il riverbero del corpo sul ballo di schiena diventa solenne, austero, ieratico, e quindi il tronco, il busto, le braccia, il capo, tutto questo si muove più lentamente, assume già una figura rituale, un movimento e una azione rituale, e quindi è lì che si entra nel rito della collettività. È quello il ballo, non è quello bellissimo che però sa fare Tizio Caio Sempronio perché ha inventato la figura, il movimento e la spettacolarizzazione, che è bello ma è suo, non è della comunità. Quindi noi quel ballo che noi vogliamo vedere è quello della comunità. La gente insomma oggi più che mai ha questo desiderio di capire, di conoscere e di voler, come dire, nutrirsi di cose più autentiche, perché ripeto, al di là della spettacolarizzazione, certo è che questo ballo non è un ballo ideato da Tizio Caio, ma deve rappresentare tutta una comunità, e quindi è importante che si abbia davvero quel rispetto. Poi certo si possono fare tante cose, ma bisogna avere l'onestà di raccontare sempre che cosa avviene. Quindi il ballo è già spettacolare di per sé, cioè già noi stiamo facendo un grande sacrificio, e i gruppi fanno un grande sacrificio, perché si sta decontestualizzando il ballo, perché ovviamente quando ti chiamano a ballare non stai più ballando nella piazza del tuo paese, ma stai trasferendo questa esperienza sopra uno stage, sopra un palcoscenico. Ma il palcoscenico non è detto che sia sempre finzione, il palcoscenico può essere anche la rappresentazione autentico di un patrimonio etno-coreutico vero, quindi che appartiene, che racconta ininterrottamente tutto quel filo della memoria. Quindi il palcoscenico non deve essere per forza finzione. Certo si adegua alle leggi dello spettacolo attuale, lo strumentista non è più al centro del cerchio perché la fisicità dei suoni poteva arrivare immediatamente a chi stava dentro il cerchio del ballo. Oggi sta a un lato, c'è un impianto di amplificazione che aiuta in questo senso. È anche vero che non si balla più per la festa del proprio paese, ma si balla su commissione, su richiesta, però è altresì vero che tutte queste cose che tolgono dal contesto non devono togliere l'essenza più vera e più profonda del ballo, cioè proprio lo spiritus loci, cioè lo spirito vero di quella comunità. Ecco, questo racconto del ballo come viene fatto oggi secondo me è molto importante, e su questa linea fortunatamente non c'è solo il gruppo di Fedora Pusu che ha iniziato questo cammino, anche difficile devo dirvi, perché francamente non è sempre semplice rispondere a tutta una serie di motivazioni che riguardano appunto la volontà di riscoprire in modo autentico il patrimonio popolare. Credo che anche il gruppo di San Roque sia su questa linea e voglia seguire insomma questa attività in questo modo, cioè raccontando ogni volta delle cose autentiche, non personali, cioè non frutto del lavoro di qualcuno, dell'associazione, del direttore del balletto, del direttore artistico o del presidente, ma frutto veramente di una semplice esperienza. Quindi fuori sì dal contesto, ma autentico nella sua evoluzione. Quindi ecco perché adesso con Matteo noi cercheremo di entrare dentro la vita di questa associazione che secondo me, ripeto, può essere intesa come la vita delle associazioni più in generale. Quindi sentiamo direttamente Matteo, prego.